Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 3. Nell'episodio precedente abbiamo finalmente recuperato la bussola, dato che dobbiamo purtroppo stare un pochino al gioco di Buck per salvare Kate, che in teoria lui se l'è comprato proprio come schiavo, quindi l'hanno già venduto a questo Buck che è un killer di Hoyt. Io in vostra assenza ho liberato l'avamposto, conquistato l'antenna di questa zona e comprato un MP5, come potete vedere è già modificata con tanto di roba. Siamo qui nel punto della missione praticamente, quindi possiamo già andare a vedere Buck che cazzo vuole, se no mi tocca spararli malissimo. Vediamo. Se sapevi dove dovevo andare, perché non me l'hai detto subito? Jason, levati le mutande dalle chiappe. Non sono io a giocare, sei tu. Io sono lo spettatore e mi aspetto uno show coi fiocchi. Levati di mezzo. Beh, no, non prima di una lezioncina di storia. Hm? Sei pronto? Ascolta bene. Prova a immaginarti un colossale monumento all'ironia. I cazzo di giappi formano un'unità speciale per trovare tesori perduti e ricchezze per il loro impero. Ma quei segaioli non si rendono conto che stanno costruendo proprio su quello che stanno cercando. Chiedimi cosa cercavano, Buck? No. Meriti una bella bacchettata. Ma sai che c'è? La darò a Kit. Che bastardo. Cercavano la Chao Cazzo Yang, l'ammiraglia che apparteneva a quel famoso generale cinese Zheng Yi. La bagnarola, puff, è sparita nel nulla, con tutti i suoi tesori, eppure il mio cazzo di pugnale. Cioè, fa attenzione, eh? La lezione è finita. Morale della storia. Lo uccido, Dobbiamo... figlio di Troia. non vedo l'ora, guarda. Comunque, vediamo, entriamo su questo bunker. Ok, ci siamo. Minchia, ci sono dei serpenti, c'è un ratto. Bellissimo comunque l'MP5. Ma possono morire i ratti? Hanno proprio rovinato tutto. Oddio, l'ho ucciso. Io sento dei serpenti, ma non so dove. Dove possano essere. Ah, devo salire. Ok, è pieno di topi. Da questo lato c'è... Oh, minchia, i soldi. Luttiamo. Stiamo attenti perché magari non è l'unico serpente che c'è. Infatti. Se c'è il serpente è perché proteggono sempre qualcosina. In questo caso 21 dollari, guardali. Ah no, di qui dovremmo andare in teoria. E se scendiamo qua? Oh, kit medico. Va bene, quindi dobbiamo scendere. Ma guarda te che posto. Raggiungi il molo del sottomarino. Addirittura. Trova l'ingresso. Dove cazzo può essere l'ingresso? Sotto nemmeno. Di qua. Ma guarda che posto. Sono gli uomini di Vass. Devo cercare di farli. Io mi sono sbloccato l'abbattimento da sotto, quindi possiamo anche abbatterli così. Guardali. Perfetto, così nascondiamo pure il cadavere. Morte dal basso. Vabbè, galleggerà per un po', poi affonda. Ok, stiamo molto attenti. Fortissima sta MP5 comunque, super precisa. Un altro kit, stiamo attenti. Mamma mia, questa sì che è un'arma, raga. Questa sì che è un'arma, veramente. Ma con che cazzo abbiamo giocato, raga? Quella mitraglietta lì faceva cagare. Aveva proprio una precisione bruttissima, mentre l'MP5 è stra precisa. E qua non c'è più niente, sembra peccato. Tutto questo posto così inutile. Comunque guardate qua, c'è un cazzo di sottomarino. Sono rientrato nel gioco, devo fare tutto da capo. Bello che questa parte me l'ero fatta anche bene e adesso devo rifarla. Siamo nel punto di prima. Quindi di qui si esce. Wow, guarda che posto. So che sono allarmati stavolta. Ah no, armati un cazzo. Quindi cercano un coltello giapponese. Questo ha visto il cadavere. Però sono in guardia ma non mi hanno visto. Ok, vabbè dai, sti cazzi. Date a fanculo. Minchia. Che cazzo ha questo? Che il problema è che
Mamma mia, mi stava freddando malissimo. Il problema è che questo qui ha la torretta. Mamma mia, l'ho preso. Perfetto. Beh, abbiamo comunque una bella classe, tra revolver, MP5 e cecchino. Siamo a posto. Luttiamo. Non vedo l'ora di rigiocare il 4 per vedere quanti effettivamente miglioramenti ci sono anche da questo punto di vista proprio del gameplay. Wow, facciamo saltare tutto in aria. Perché secondo me, raga, questi qui sono dei difetti. Guarda, guarda, cioè... Ti dà prima l'arma, non è che è colpa mia. Posizionato nella torretta. Una scimmia! Non è morta. Posso scogliare la scimmia. Cuoio. Entriamo. Ok, c'era un serpente. Stiamo calmi. Si va di nuovo sott'acqua. Vabbè, dai, vaffanculo. Mi sono cagato, dai. Ok, cuoio anche il coccodrillo. Come la scimmia. Sono due animali infatti uguali. La scimmia discende dai coccodrilli. Ok, Indiana Jason. Indiana Jason. Guarda, dopo questa è da disinstallare sto gioco. Ok, penso dobbiamo inserire la bussola. Ah no? Si apre così. Come cazzo facevo io a sapere? Funziona! Bene. Adesso dove cazzo vado? Di qui? Spero sia giusto. Ok, ci siamo. Mi raccoglierei anche un po' di piante così, perché magari ci possiamo preparare dell'istinto di caccia. Perfetto, così vediamo se ci sono animali. Non si sa mai. Oh no, no. Beh, il personaggio è gasato a fare ste robe, capito? Merda. Dov'è? Di qui? Dovrò arrivare a quel bordo. Cos'è? Interruttori. Facile. Perfetto, faccio questo. Avanti. Vediamo se apro questa. Ok, questa si abbassa tranquillamente. L'asta sembra marcia. L'acqua sale. Ah, perfetto, faccio salire il livello del mare. Posso passare da quell'altra porta, va bene. Qua è molto... Sembra di giocare Tomb Raider, che tra l'altro devo continuare, raga, lo so. Ed hai ragione. Come cazzo faccio a rompere qua? Devo trovare un punto dove posso sparare. Perfetto. Dovrei riuscire a salire. Bene, molto semplice questa parte. Bene, bene. Vuoi ricaricarla sta cazzo di MP5? Speriamo che il pugnale sia qui almeno, così ci leviamo dai coglioni sto bug. Guarda qua di tesori nascosti, raga. Guarda quanto è antico. Che bello, raga, che posto. Sei quello che Ah, ma è un pezzo della bussola ancora. merda. Vabbè. Ma veramente è molto Indiana Jason. Mi sa che devo scappare, che qua crolla tutto, così a occhio. Si va di veloce. Ok, di qui, di qui. Ok. Vai, 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 vai. Notare che sto volando, ma non fateci caso. Sto normale. Ok, siamo usciti. E qua penso ci sarà il buon uomo che casualmente sa già che usciamo da qui. Vedi? Come fai Immagina. a trovarmi sempre? Lo so. Sei tipo Pollicino ma con le briciole umane. Ti troverebbe anche Stevie Wonder. Basta annusare il sangue. Dai, vieni. Forza, dammi la mano. Non ce l'ho il tuo pugnale, ok? No. Jason, non ci siamo. Io ti ho chiesto un semplice coltellino e tu ti riveli un povero incompetente. Sei troppo pigro per prendermelo. Troppo preso a giochicchiare. Beh, ok. Vorrà dire che farò il gioco della saponetta con Kit. Ho trovato solo questo anello. Scommetto che va sulla bussola. Non so, provaci e vediamo. Questa roba è magica. Sono tutto un fremito, Jazz. Ci vediamo. Tu sai dove devo andare, vero? No, ma so dove sei diretto. Ma che cazzo significa? Perdonami. Missione completata. Beh, a sto punto io la rifarei subito. Rifarei la prossima missione, così almeno vediamo di trovare sto pugnale. Allora, la missione è qui. Mi andrei a conquistare velocemente
questo avamposto. Ma io posso spostarmi rapidamente? No, niente, quindi il posto più rapido che abbiamo, dove siamo ora, non è un posto rapido, dobbiamo proseguire proprio così. Ah, merda. Vabbè, andiamoci. Oh, punto abilità. Abbiamo 2 punti abilità, ragazzuoli. Ricarica mirata. Posso ricaricare in mira? Io farei queste qui, che le siringhe che preparo durano di più, il 50% in più. Qua adesso che abbiamo la secondaria potrebbe servire. Allora, il problema più grande è che dobbiamo trovare qualche orso nei paraggi. Ma, madonna. Mamma mia quanto è potente sta MP5. Però è che dobbiamo trovare un veicolo al più presto. Minchia, ne sento uno. Dai che sto scoiando. Veloce, veloce, veloce. Magari riusciamo. Speriamo che venga. Che venghi, che venghi. Oddio, c'è quello sulla torretta. Merda. Merda, raga. Sono senza medicine. Mamma mia, che colpi, che colpi. Dobbiamo solo eliminare quello sulla torretta. Ma che ve lo dico a fare? Tiriamo una granata qua così apriamo sta porta mentre scuoiamo questo. Scuoiamo. Ah, ho recuperato la granata, godo. Ok. Oddio! No! No! Sì, è morta, che culo. C'è una cazzo di tigre. Devo raccogliere delle bacche verdi. Delle bacche. Scusa, l'effetto arc. Ah, cagare. Devo scuoiare la tigre. La tigre del Bengala. Minchia, qua c'è un altro orso, guarda qua. Ah, sei chiuso in gabbia. Oh, cazzo, ti ho liberato. No. No, no, che cazzo fai? Aia. Stiamo attenti perché ho veramente finito i colpi. Mamma mia. Ok, possiamo dirigerci verso la missione. Abbiamo qua la torretta. In teoria con C passo al posto mitragliere. Bambi, si sposti. Io gliel'avevo detto. Ok, dobbiamo andare di qui. Questa è zona inesplorata, ma dovremmo essere giusti. Ah, vabbè, stiamo un pochino attraversando la zona, ma non dobbiamo starci a lungo. Io non so dove cazzo sto passando. Oddio. No, si è fuso il motore. Per riparare ti serve il saldatore. E vai a cagare. Ah! Oddio, ma sta casa è piena di tesori. Oh, un kit medico. Una cassa, un'altra, un'altra, un'altra. Soldi. Ma che cazzo di casa è? Guarda lì quante roba c'era qua. Le bacche verdi che mi servono. Vabbè, le chiamerò bacche, piante, chiamate come volete. Comunque, vedi, raccogli il frutto, mica la pianta. Oh, borsa ma veramente? Ah, servivano le capre. Il cervo. Drago di comodo, ma vaffanculo. Ecco a cosa serve. Mamma mia quanto ne abbiamo venduto di quello. Qua c'è un'altra roba. Mamma mia, ci facciamo i soldi a sto giro, eh. Stiamo raccogliendo un sacco di roba. E possiamo finalmente ottenere cioè conservare più granate. Fino ad adesso non era mai stata potenziata sta roba. Una fabbrica. Non so di che cosa. Qua nei carrelli minerari non c'è niente. Però era una miniera con tanto di fabbrica. E addirittura c'è un reliquo, guarda qua. Mamma mia, se abbiamo lottato bene. Pieno di roba. Poi è crollato tutto. Ed è tutto andato a puttane. Va bene. Molto molto faigo. 6 su 120 trovati. Io prenderei il camion e andrei verso l'obiettivo. Tra l'altro ancora in questa miniera c'è qualcosa, assurdo. Ah, è proprio qua che dovevamo andare. Manco fatto apposta. Ok. Siamo arrivati dal testa di cazzo. Aspetta che ormai lutto tutto qua. Perfetto. Mamma mia raga, abbiamo 3700 di soldi. Ok, salviamo prima di parlare con lui, così salviamo tutti i nostri progressi. Ok. Ehi. Ah, riesci a splittare in un modo incredibile. Tu, stronzetto, te la sei presa comoda, vero? Sai, inizio a pensare che non te ne freghi più niente. Ma Jess, tranquillo. Guarda Kit. Kit ormai piange tutto il giorno. È diventato un po' una lagna. Ma sta zitto! No, un'altra lezioncina di storia. Senti, ti ricordi Zenki? Con le sue navi alla ricerca di ricchezze per i Ming? Ricordi? Certo, signor Buck, me lo ricordo. Rispondi così. Se faccio una domanda, tu rispondi, ok? Beh, il vecchio Zenki aveva un capitano di nome Ling Kong. Ling Kong disertò con tutti i preziosi della Chaoyang. Belli, luccicanti, e si stabilì proprio qui. Schiavizzò gli autoctoni, ma Zenki... Oh, Zenki schiacciò il suo piccolo impero in pochi anni. Che sarà successo al tesoro? Ottima domanda, piccolo Jason, molto sveglio. Beh, il tesoro... Nessuno sa dove sia, non è più sulla nave.
e quel bastardo di Lincoln è sparito nel nulla. I cercatori di tesori non hanno mai smesso di cercarlo, e nemmeno i cazzo di Giappi, ma nessuno sa dove sia. Quindi non perdere tempo. Forza. Vai. Attenzione, dai, che dovremmo essere molto vicini finalmente a trovare questo benedetto pugnale. La miniera mi sa che è l'ultima destinazione. Entriamo dentro, come al solito. Siamo in un nuovo dungeon, chiamiamolo così. Per crollare tutto. Andiamo, cerchiamo di fare le cose furtivamente, leggiadri, come delle fate. Allora, abbiamo un nemico qua che... Giapponesi, inglesi, tutti hanno avuto un pezzo di... Vabbè, vai a cagare. fermati più di tanto. Ora il posto è... Dai, saccheggia, madonna, che fastidio quando è così. Ricarichiamo e andiamo avanti. Primi due eliminati. Oh, qua c'è una molotov. 3 nemici. Ok. Ok. No, ce n'è un quarto. Minchia, da là sotto. Vabbè, saranno allarmati, però non mi hanno proprio visto. Come cazzo sei morto, fratello? Mamma mia, è proprio mezzo pelato questo qui. Ogni volta che lutto un cadavere scambio l'arma. Assurda sta roba. Ma posso lasciare andare il carrello? Oddio, ha delle bombole, mi sa che esplode. Voglia di barbecue. Ok. Niente. Vabbè, sai che spingere il carrello non era una mossa furtiva. Ok. Minchia, zaino pieno. Dai. Occhio che qua c'è altra gente. E vedo dei cecchini. Fatto uno. E fatto due. Allora, F per interagire. Ma che cazzo è? Ah, spingo il carrello. Ah, ma allora basta fare così. Mi sto rompendo. Ah, per avanzare, ho capito. Minchia, è bruttissimo. Vabbè dai, ma in teoria non mi hanno sgammato. Anche se sto carrello mi farà sgamare. Oddio. Ok, con calma. Fuori uno. Mamma mia, in questi casi Dio benedica il cecchino. Non la mia mira, ma il cecchino sicuramente sì. Madonna. A cagare, colpo alla testa. Ah, corpo un decor. Ah, devo per forza passare di qui. Bene, andiamo di MPC. No, sto ricaricando, ti prego. Oh, ma è un corazzato. Aia. Madonna. Utilizziamo la pistola che è meta. È meta, nel senso. Penso di averlo preso comunque. Fatto. Attenzione. Ma meno male che abbiamo sta pistola, raga, comunque. Avere un'arma unica così potente. Kit medico, ci fa comodo. Oh, i colpi. Dobbiamo andare di qui? C'è one shot sta roba. Oh cazzo. Oddio, ma crolla tutto. Ok. Oddio. Dai, mi ha one shottato. Ma si può fare in un modo leggermente più furtivo? Furtivo, il mio secondo nome. Aia, ma dai. Dio puniscimi. Niente, faccio bene ad andare con queste armi. Ho dato un colpo di macete, mi è caduta la pietra addosso, rompendo la trappola. Sto bruciando, madonna. Sono morto, è finita. Ho un'ansia che voi non avete idea. Ma guarda te, guarda che situazione di me. Devo eliminare quel cecchino. Perfetto. C'è un altro cecchino, probabilmente. Ok, quello l'ho bruciato vivo. Niente, questo sopravvive a tutto. Mamma mia raga, voi non avete idea di quanto ho sudato in questa parte. Spero soltanto veramente che qua ci sia il nostro pugnale. Ah, la bussola, c'è proprio l'incastro. E sembra funzionare tra l'altro, quindi mi auguro sia... Oh, il drago di Comodo.
questo mi serviva per fare il portagranate. Sono pieno di oggetti, vabbè, li prenderemo in un secondo momento. No, non mi cago sotto. Ma leggermente io mi cagherei un pochino. Piccolo cieco. Vabbè, una palese trappola, dai. Ci sarà un modo per attivarlo. Cos'è? A caso? Però che mi ha aperto tutte ste robe, magari c'è qualcosa, no? Ti fanno schifo i soldini? Vabbè, evito di lottare perché tanto siamo full, comunque solo un po' di soldi, vabbè. Colpi ce l'abbiamo, abbiamo le granate, ce le già. Oddio, manco l'ho visto, manco l'ho visto. Mamma mia, ma che posto è, raga? Mamma mia, che posto. Wow. Oddio. Aia, porca. Dai, il serpente del cazzo. Non l'avevo visto. Ok. Perché ho una pessima sensazione. Anch'io, guarda. Chissà da quanti miliardi di anni non viene utilizzata sta Cezor. Ma che posto è, raga? Cioè, qua c'è. Su quest'isola. È assurdo, vedete quanto è affascinante, Far Cry. Mi sento in Tomb Raider quando succedono queste robe, ti giuro. Aia. Ok, siamo vivi. Calma. Ok. Mamma mia, se quello mi cadeva in faccia. Ok. Beh, di lì non posso uscire. Dai, ma porca madonna. Ok. Sono stoccato il pollice, non si sa come, ma vabbè. Certo, è affascinante comunque, sto posto. È pieno di draghi di comodo. Qua non penso ci siano pirati comunque, dai, che cazzo ci è arrivato fino a qui? One shot sta roba. Non me lo dire. Un altro pezzo della bussola. Qui viene giù tutto. Oddio. Madonna. Porca ma... Dai. Cos'è? Peccato però distruggere un posto del genere. Oddio, vai. Piano. Sto scattando. Minchia, ancora mi dai il tutorial su come scattare, ma sei scemo. Vai. Vicino alla parete. Posto più sicuro. Guarda lì. Ce l'abbiamo fatta. Anche se crashiamo ora è un checkpoint. Nessuna cimice addosso. Sei il mio alunno prediletto. Ehi, stammi lontano. Ora comandi tu, eh? È questo il gioco. Hector, pare che non comandi più io, perciò smantella tutto, poi prendi Kit e sputellalo dalle palle alla gola. Aspetta. Come dici? Dico che comandi tu. Che bastardo, guarda come ci tiene in pugno. Buone notizie. Sono ancora al comando. Sì, non sgozzare, Kit. No. Allora, progressi con il mio pugnale, eh? Manca poco, credo. Ci sono quasi, signore. Stai scherzando? Va bene, ci sono quasi, signore. Avanti, vai col pezzo di bussola. Sei proprio uno stronzo. Bene. Allora io vado, eh? Fai il bravo. Che pezzo di merda questo qui, raga. Signori, io per questo episodio vi saluto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio dove penso finalmente di salvare Kate, perché dovrebbe essere finalmente l'episodio dove prendiamo il pugnale. Signori, se vi è piaciuto il video lasciate mi piace, commentate, condividete pure, non lo so, magari al vostro fratello, così fate conoscere un video a caso. Alla prossima, ciao belli.